piaciuto molto il rotolo di patate e il rotolo di patate e zucchine. Oggi facciamo un altro rotolo con le melenzane, petto di pollo arrosto, uova, mascarpone, parmigiano e amido di mais. Pigliate carta e penna, più parmigiano e venite a presa a me. Uova, un pizzico di sale, 100 g di amido di mais, 100 ml di latte, 100 g di parmigiano, ma voi potete fare anche la dose più piccola e dimezzate la dose e ammiscate. Prendete la placca da forno, vabbè, questa è una fissazione mia che la tengo con la carta argentata, sopra un rotolo di carta da forno e ci mettete tutto il miscafrantusco che abbiamo fatto, così. Forno a 170 gradi per 15 minuti e da sempre noi, mi raccomando. Ci siamo, il rotolo è pronto, io prendo un altro foglio di carta da forno e lo stendo sopra e adesso giriamo dopo un drago. Facciamo raffreddare per qualche minuto, questo qua già è tiepido. Iniziamo a spalmare. Io ho usato come crema spalmabile la Philadelphia, quella la light, ma voi potete fare quello che volete voi. Petto di tacchino arrosto, ma voi potete farlo col prosciutto cotto, con lo speck, con salato, qualsiasi salume tenete e volete. Guardate che bellezza. Adesso uniamo le melenzane, sempre su questo fatto, melenzane arrostite. Voi ci potete mettere zucchine, zucchero, quello che tenete, che le smettete. Qualsiasi verdura vi piace grigliata, ce la ravugliate dentro al rotolo. Ragazzi, guardate che bellezza, ma non è finita qui. Ho sciolto 2 cubetti di basilico che faccio io con l'olio. Adesso ci vedete, mettere sopra le mulignane arrostite, sopra le melenzane, come fosse un pesto, però più leggero. Adesso iniziamo ad arrabbiare tutto, arrotolate bene, così. Adesso che lo stringete bello forte forte, lo mettete in frigo per qualche ora. Eccolo qua ragazzi, guardate quando è bello, cremoso, vedete? Ecco qua ragazzi, è pronto. E se fate questo rotolo affrittate, scrivetemi nei commenti.